Una speciale celebrazione presieduta dal vicario della diocesi di Rutana presso la chiesa del Divino Amore, anche per ringraziare la comunità religiosa dell'ospitalità. Il paese di Rutana, da anni gemellato con la città di Sora, può vantare di numerosi aiuti, ma come spiegato dal vicario Don Leonidas, c'è ancora molto da fare affinché il paese goda di uno sviluppo dignitoso. Sì, da qualche anno la diocesi di Sora si trova in gemellaggio con la diocesi di Rutana in Burundi e quindi è sempre un'occasione importante quando abbiamo la possibilità di passare da queste parti. E lì siamo ancora agli inizi dei nostri rapporti, però ormai scambiamo le visite, le notizie. Il vescovo stesso, Don Gerardo, è stato a Rutana e il nostro vescovo a sua volta almeno 2 volte è passato per Sora e quindi questo è importante e loro sanno cosa lì facciamo e ci sta pure un nostro sacerdote che vive nella diocesi di Sora, quindi è importante, è cominciato bene. C'è in vista per 2020 potrebbe cominciare la costruzione di una struttura che potrebbe accogliere i vari operatori che partono da Sora verso Rutana. Questa struttura sarà costruita presso il Vescovado di Rutana. L'anello fondamentale di una catena umanitaria strepitosa è la figura del dottor Augusto Vinciguerra, ormai da anni impegnato nelle missioni in Burundi. Anche oggi è stata una bella giornata per Don Leonidas, il vicario generale, Don Bonaventura, in cui abbiamo visitato, siamo andati un po' in giro anche a trovare delle consorelle a Fondi, delle suore burundesi. Quindi ecco, anche un'azione di tipo pastorale e fraterna, anche per rincontrare delle persone magari che vivono un po' lontano dal loro paese. Sono importanti invece le iniziative che è essenziale che si conoscano. Lo diceva già prima il vicario Don Leonidas, la costruzione di questa casa. Questo per quanto riguarda proprio tutti i volontari che vogliono seguire questa azione missionaria, di evangelizzazione missionaria. Un'altra cosa importante è quest'anno sul centro clinico di Rongero ci sarà la presenza di un medico e noi stiamo anche in questo caso raccogliendo dei fondi per pagarlo questo medico, perché appunto c'è necessità di avere un maggior controllo sulla sanità. Diceva ancora una volta, rubo le parole a Don Leonidas quando parlava dell'agricoltura e della formazione. Questi sono i 2 principi essenziali che bisogna portare e realizzare per aiutare le persone giù a Rutana. Io ringrazio loro che ci hanno voluto onorare di questa loro presenza. Un invito, quello di Don Leonidas, rivolto a quanti vorrebbero entrare a far parte del mondo del volontariato e delle missioni umanitarie. Noi abbiamo bisogno di prima che vengano a trovarci, che vengano a vedere diciamo, la situazione là in Burundi, precisamente nella diocesi di Rutana. E siamo un paese ancora un po' meno sviluppato che quindi può partire già dall'agricoltura, soprattutto in questo e magari anche nell'immobiliare, un po' di strutture abbiamo bisogno di questo.